quest'aula è qualcosa di veramente imbarazzante. La città di Frascati con la nomina del Giuda della politica assessore consigliere Fiasco, il livello più basso. consigliere Fiasco, per cortesia. Allora, il fatto che lei non vuole diventare più presidente è una notizia che possiamo acquisire come manifestazione di volontà da parte sua, ma non è un dato significativo ai fini del lavoro del Consiglio, per cui se deve intervenire per qualche ragione, per veramente abbiamo fatto poco fa in quest'aula un incontro veramente molto toccante sul piano emotivo. Allora, rimaniamo nelle regole. Non è che lo dico io, lo dice il regolamento, ma unisce una prassi lunga e consolidata. Solo le comunicazioni del sindaco sulla giunta non è previsto dibattito. Nel senso che non è che non si può fare, di fatto si può fare quando Sì, Presidente, non mi sembra che ci sia nessuna comunicazione del sindaco. Io sto intervenendo sull'ordine dei lavori. Mi sembra che il capogruppo del Partito Democratico, Francesca Meloni, la quale apprezzo che è entrata in aula con delle catene come forma di protesta e lei sta facendo finta di nulla. Quindi non siamo ipocriti, la città di Frascati con i cittadini qui presenti hanno il diritto di sapere cosa si sta verificando. In questa città il tradimento si è consumato. Un esponente che dal 2009 al 2014 siedeva su questi banchi criticando l'indirizzo politico del centro-sinistra frascatano. Questo Giuda della politica legge sarà legittimato dalla sinistra ed è di dire che non c'è dibattito. Questa città sta toccando un livello bassissimo. Un assessore che dovrà avere un assistente al suo fianco quotidianamente, ma lei si rende conto che non vuole aprire un dibattito sul fatto così serio. Il capogruppo del PD è collega bene e lei sta facendo finta di nulla. Allora apriamo il dibattito, Presidente, non faccia finta di nulla, apriamo il dibattito in aula, ci sono i cittadini qui presenti, apriamo il dibattito. Non è un circo questo, consigliere Fiasco, non stiamo dando uno spettacolo. Apriamo il dibattito, Presidente, ribadisco, oggi i lavori non inizieranno, siamo pronti anche ad abbandonare l'aula, oggi i lavori non inizieranno se non si aprirà il dibattito, la città ha il diritto di sapere cosa si sta verificando, le consiglio allora di sospendere i lavori e andare in conferenza capigruppo. Lei sta forzando una sospensione dei lavori. Sospenda i lavori non inizieranno fino a che non ci sarà la conferenza capigruppo. Presidente, non tacerò, continuerò a parlare all'infinito, non mi interessa. La città di Frascati purtroppo si sta trovando ad un livello così basso per le vostre responsabilità. Allora sospende i lavori e andiamo in conferenza capigruppo. Consigliere Fiasco, lei non può impedire lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. I lavori non riprenderanno fino a che non si aprirà un Consigliere Fiasco, dibattito. I io adesso cittadini ritorno hanno il diritto di sapere quello che si sta verificando. Consigliere Fiasco, io non posso, per rispetto alla città e al Consiglio Comunale, consentire che si Ma quale rispetto? Quale rispetto che sarà voi che non state rispettando? io non posso consentire che prosegua questo spettacolo, ma non sono io un presidente che toglierà la parola, non sono io un E presidente allora abbiamo il che toglie la parola, ma la invito se il capogruppo del PD si è presentata con le Consigliere Fiasco, lei crede di fare una bella figura, di far fare una bella figura? invece lei che crede la regola stare facendo una bella legittimato assessore un soggetto che dal 2009 al 2014 sedeva su questi banchi, ma lei si rende conto? Adesso Basino di Comenzandrini, Natale, Filipponi, colleghi possano accettare una situazione del genere, sagrando al quarto mandato che accetta un soggetto del genere. Sospende i lavori, oggi i lavori non inizieranno. Mi ti ascolto. Che credo che non si sia mai capitata, I non lavori sia mai non capitata inizieranno, all'interno di quest'aula. i lavori non inizieranno, Presidente. Consigliere Lei Fiasco, manderà e io la interromperò, le chiedo, intende far proseguire i lavori del Consiglio? Sospende
di sapere. Posso chiedere sul piano personale che tu girate un attimo al tavolo? No, non vengo, mi rifiuto, rimango qui e i lavori non iniziano. La città deve sapere. Sospende i lavori. No, che tenete sempre in tutto Consigliere Castro, non può essere un precedente di quest'Aula la sospensione. Creiamo un precedente. Perché un consigliere lo Hanno lei eletto sa benissimo, consigliere Castro. tre presidenti del Consiglio. Io sono obbligato a far proseguire i lavori di questa assise. Lei lo sa benissimo. Facciamo Per cui sicuro. le chiedo, consigliere Casco, di mantenere un aspetto, un comportamento rigoroso, adeguato al ruolo Io non mi sto comportando in maniera i suoi cittadini Ho detto abbiamo un dibattito. Consigliere Casco,